terminata con il risultato di 9-2 la sfida semifinale di ritorno tra Palermo Futsal Club e Orsa Promosport. Siamo qui con Gianluca Perdighizzi, lo salutiamo e partiamo subito con una statistica. Hai fatto 2 clean sheet tra andata e ritorno, come ti senti da portiere con questa statistica? Vabbè, è sempre una bella sensazione. Diciamo che l'importante non è il clean sheet o meno, poi l'importante è il risultato. Dico, l'1-0 dell'andata e poi oggi era importante essere molto attenti sia in fase difensiva che in fase offensiva, quindi specialmente oggi non ci speravo il clean sheet, però mi fa sempre piacere, è normale. Una gara di andata decisamente differente, soltanto 0-1, adesso invece il passivo è stato di ben 7 reti. Qual è stata la differenza forse più grande, se c'è stata ovviamente? Allora, l'andata abbiamo fatto una partita totalmente diversa rispetto al ritorno, vuoi per il caldo che c'era dentro il tento statico, poi non conoscendo gli avversari abbiamo fatto una partita un po' più d'attesa. Forse potevamo fare qualche cosa, però diciamo che ci può stare, specialmente una partita, una fase tra andata e ritorno. Oggi invece avevamo completamente un altro atteggiamento, voi perché eravamo in casa, voi perché comunque il mister ci aveva detto di iniziare subito sparati dal primo all'ultimo minuto, e secondo me questo ci ha fatto un po' la differenza. Oggi negli ultimi 15 minuti un cambio tra i pali, sei uscito per Peppe Calì. Ti chiedo, hai detto qualcosa magari al tuo compagno, forse per caricarlo in questo momento, o magari è entrato semplicemente lui tranquillamente? No, diciamo che poi dopo il 3-0, diciamo all'intervallo, io pensavo ci fosse stato un cambio, perché comunque Peppe quest'anno è stato protagonista della vittoria del campionato. Io sono venuto solamente dal giorno 1 febbraio, quindi diciamo che lui è stato colui che si è, tirato tutta la carretta da inizio d'anno, ed era giusto, come avevamo fatto una scelta col mister, di preferire lui in campionato e con me dedicarci alla Coppa. Ed era secondo me un atto dovuto, è stato specialmente anche con Giovanni Battista, la vittoria del campionato era doveroso che doveva giocare lui, quindi diciamo che da questo punto di vista non me lo sarei, cioè era da aspettarselo. Ripeto, non è un contentino, ma è secondo me un giusto premio a un ragazzo comunque eccezionale, perché mi aiuta tanto durante gli allenamenti, diciamo che lui anche accanto a me vede, diciamo che ha molta voglia anche di crescere accanto a me, anche a Morana, e quindi diciamo che ci sta, va, è giusto comunque per il campionato che ha fatto, va. Ad oggi non si sa ancora la finalissima contro chi sarà, però Gianluca Perdighizzi, cosa si sente di dire in vista di una partita così tanto importante? Allora, guarda, le finali sono sempre partite a sé. Se noi giochiamo per come abbiamo giocato oggi, per come abbiamo giocato contro il Monreale, contro il Real Sicilia in finale, diciamo che secondo me non abbiamo avversari che ci possono fermare. Diciamo che questa sarà una finale da un sapore diverso rispetto a quello con Real Sicilia, perché è sempre una partita regionale e incontreremo molto probabilmente il Campobello, però diciamo che a noi non interessa, a noi interessa arrivare sabato con la convinzione di alzare la coppa e di vincere, di chiudere alla grande questa grandissima stagione che ha fatto la squadra.